Salve a tutte e a tutti, per la Scuola del Popolo di Oristano. In questa pillola vedremo gli anni che vanno dalla caduta dell'impero romano sino all'undicesimo secolo d.C. Cosa accade nel mondo minerario sardo e quali furono gli sviluppi della metallurgia. Abbiamo lasciato pozzi, cave, gallerie e forni in mano alla Roma imperiale. La grande cultura mineraria e l'arte delle leghe metalliche, per millenni a servizio della comunità, passarono nel volgere di pochi anni sotto l'aquila del potere imperiale. I maestri della miniera finiscono schiavi, così pure chi si occupava delle fucine e delle fonderie. L'impero romano porterà il settore metallurgico ed estrattivo alla deriva. Già nel 369 d.C. una legge varata dall'imperatore Valentiniano comminava pene pecuniarie ai comandanti delle navi che trasportavano in Sardegna cercatori d'oro e di minerali preziosi. In un'altra Costituzione, nel 378 d.C., per questi clandestini alla ricerca di minerali, le pene sono inasprite sino alla condanna a morte. Il testo di questa legge li battezza metallari, una nuova figura che nei secoli bui che seguiranno opererà tra i boschi sardi sino alla costa. Siamo alle porte del Medioevo, che per gli storici parte dal 476 d.C. La Sardegna dovrà fare i conti con i Vandali e per alcuni storici, per 5 secoli, con i Vandali si chiuderà l'interesse dei sardi per il settore estrattivo. Vedremo che però non è così. Altri fanno notare come anche nel periodo bizantino, attorno ai centri più importanti, insistono ancora attività metallurgiche e tutt'attorno continua lo scavo dei minerali. Certo, cessa il controllo dello Stato e via via il settore, che raggiunse produzioni importantissime, crolla definitivamente. Non si spegne però l'interesse per i filoni di galena argentifera, per quelli di rame, per quelli di zinco e, come vedremo, per le argille e per i caolini che serviranno per le ceramiche. Con i popoli invasori, i metallari, che erano operatori clandestini, senza scrupoli, come dice Francesco Manconi, ritornano nell'isola. Li ritroveremo in tutte le aree più importanti interessate da giacimenti minerari e lo testimoniano monete, fibbie, attrezzi dell'epoca e alcuni scritti che sono stati ritrovati nei luoghi interessati appunto dall'attività estrattiva. Dalla roccia portano via il fiore del minerale, scavano in profondità e iniziano a utilizzare il legname per armare le gallerie e renderle più sicure, carrucole per estrarre il minerale scavato in profondità e ventilatori azionati a mano per mandare aria in fondo ai pozzi e agli scavi in sotterraneo, scavi che diventano sempre più profondi. Dicono gli storici che in questo periodo in miniera si lavorasse solo 8 ore al giorno. Saranno stati senza scrupoli, però Bisanzio, amante del lusso e della ricchezza, dovette spendere ingenti risorse per far loro pagare le tasse. Questi metallari operarono principalmente nel sud-ovest della Sardegna. Tracce importanti sono rimaste nei dintorni del Tempio di Antas e nel Salto di Gessa, attorno a Iglesias. Si spinsero però lungo tutto l'itinerario antonino che lambiva la Sardegna occidentale, da Porto Torres sino all'attuale Sant'Antioco. La scarsità di mezzi a disposizione non impedì loro di saggiare importanti giacimenti che racconteremo nelle prossime pillole. È certo però che con i metallari del tardo medioevo sardo sono stati i precursori dei moderni ricercatori minerari. Sapevano tutto dei giacimenti più importanti che nei secoli a venire verranno scavati da altri popoli, da altri dominatori della Sardegna. Vi saluto e vi ringrazio.